Buongiorno a tutti e bentornati nella nostra rubrica In Circolo. Oggi ci troviamo qui per parlare di un tema molto sentito nel nostro territorio e tra gli addetti ai lavori, ovvero la cocciniglia farinosa, che non è altro che un piccolo insetto che però può causare enormi danni all'interno dei nostri vigneti. La cocciniglia non è mai stato un insetto chiave nel nostro territorio, ma da qualche anno a questa parte la difesa verso questo insetto non è più un'opzione, bensì una necessità. E questo perché? Perché la revoca di alcune sostanze attive, unite ad un forte cambiamento climatico, hanno reso l'ambiente ideale per la proliferazione della cocciniglia. Lo sanno bene tutti i nostri tecnici che lavorano costantemente sul campo e devono far fronte a questo tipo di problematica. Ma cosa provoca questo insetto? La cocciniglia in realtà provoca due tipi di danno. Il primo, dovuto alla suzione della linfa con conseguente produzione di melata e fumaggine, provocando così il deprezzamento delle uve. Il secondo danno, peraltro non visibile immediatamente, è la possibile trasmissione di alcuni virus, tra cui il più importante che è quello dell'accartocciamento fogliare, che andrà a compromettere la produzione ma anche la qualità del prodotto. Ecco quindi che risulta necessario affidarsi a dei tecnici competenti che possano indicare la strategia migliore per contrastare la cocciniglia. Il Circolo Agrario, proprio in quest'ottica di prevenzione e ricerca, ha sviluppato già da diversi anni una collaborazione con Suterra nella lotta contro la cocciniglia attraverso il metodo della confusione sessuale. Oggi sono qua con Riccardo Marchi di Suterra che vi spiegherà le tecniche più efficaci per la lotta contro la cocciniglia farinosa della vite. La confusione sessuale è una tecnica utilizzata da più di 30 anni per il controllo dei principali fitofagi della vite e da qualche anno, grazie a Suterra, è disponibile anche per la gestione di Planococcus ficus attraverso la piattaforma Celada VMB. Questo prodotto è ammesso in agricoltura biologica, è selettivo sull'artropofauna utile ed inoltre non lascia residui. Celada VMB va utilizzato a 500 diffusori ad ettaro e deve essere applicato prima dell'inizio del volo di prima generazione della cocciniglia, che avviene normalmente entro il mese di aprile. L'innovativo materiale che compone questa piattaforma è stato studiato per ottimizzare la cessione del feromone e garantire una copertura della confusione sessuale per un anno intero, andando quindi ad intercettare anche gli accoppiamenti autunnali di quarta generazione. Con l'uscita di Spirotetramat rimangono poche le sostanze attive disponibili per il controllo di Planococcus ficus. Ecco che quindi la confusione sessuale, attraverso l'utilizzo di Celada VMB, diventa un pilastro fondamentale per i programmi sia di difesa integrata che biologica. Io vi saluto e vi ringrazio per averci seguito e se il video vi è piaciuto seguite la nostra pagina.